Bentrovati a questo nuovo appuntamento con A Voi la Linea. È stato presentato oggi il bilancio dei primi 4 anni di Cantiere Friuli, progetto dell'Università di Udine avviato con alcune realtà locali. Sentiamo le parole del magnifico rettore Roberto Pinton e del presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin. Il bilancio è positivo se non altro nei numeri di quante attività sono state svolte nel territorio, però è un bilancio positivo anche nella sostanza, perché eravamo partiti con l'idea di creare dei luoghi di discussione non solo fisici, reali, ma anche luoghi in cui si potessero definire delle idee per lo sviluppo del territorio, e questo credo che l'abbiamo centrato, non solo perché abbiamo individuato delle tematiche di sicuro interesse tramite l'ascolto, ma perché si sono costruite le officine che hanno lavorato molto intensamente in un'ottica di coprogettazione, quindi non solo competenze accademiche, ma anche enti, istituzioni ed esperti esterni del territorio. Un vero e proprio incrocio di saperi, vorrei dire, e che ha portato anche ad avere una capacità di analisi, di definizione degli scenari molto più completo. È chiaro che sono tematiche molto scottanti, come la diminuzione della popolazione, lo spopolamento in alcune aree della nostra regione, i problemi legati alla formazione dei nostri giovani e quindi la possibilità poi di una collocazione nel mondo del lavoro in regione, i servizi di prossimità che sono molto importanti soprattutto in aree come quelle montane in cui pur resistendo alla frammentazione dei centri, che è tipico del territorio friulano, si può assistere anche a una diminuzione dei servizi resi a disposizione della popolazione che resta, quindi è molto importante, credo, che tutto ciò che possiamo fare dia una risposta a quello che è il motivo per cui siamo nati, dare un forte impulso di sviluppo sociale, economico e culturale al territorio. Oggi si sono presentati gli esiti di un lavoro lungo alcuni anni di Cantiere Friuli che si è soffermato su quelli sono i punti di forza da cui il Friuli deve ripartire per essere attore principale all'interno di questa regione. E si sono anche tracciate delle prospettive. Io credo che l'iniziativa dell'università nella terza missione, quella di far cadere all'interno del territorio la sua ricerca, sia un'occasione che le istituzioni, le forze economiche, sociali e culturali del nostro Friuli devono prendere, perché partendo da questo debbano tracciare un progetto e un programma di forte rilancio del Friuli, che diventa un'occasione anche di rilancio complessivo della nostra regione. Dobbiamo dare una risposta a quella questione friulana che da molte parti viene posta e che credo anche oggi, partendo dal Cantiere Friuli, può trovare una risposta concreta che porta vantaggio ai lavoratori, alla comunità, ai cittadini e alle cittadine di questo straordinario Friuli. Parliamo ora della crisi della Wärtsilä di Trieste. Oggi ci sarà il primo incontro tra sindacati e regione, ma la giornata chiave sarà domani, quando i vertici della società sono attesi in regione. Ci colleghiamo con Andrea Pierini per gli ultimi dettagli. A te la linea, Andrea. Buongiorno da Piazza dell'Unità d'Italia. Alle mie spalle vedete il Palazzo della Regione, dove è iniziato da pochissimo l'incontro tra i sindacati, quindi tra tutti i rappresentanti dei lavoratori e i vertici della Regione, perché il Presidente di Regione Massimiliano Fedriga e l'assessore Alessia Rosolenti. Oggi è chiaramente un incontro interlocutore, anche perché di fatto sono tutti compatti anche Confindustria, anche insomma tutti i rappresentanti dei lavori, chiaramente la regione, sono tutti compatti nel rigettare questa ipotesi, che in realtà è ben più di un'ipotesi, del licenziamento di 450 lavoratori che il gruppo Wärtsilä vorrebbe mandare a casa, perché sposta la produzione dei motori a 4 tempi dall'Italia, dallo stabilimento di San Dorligo della Valle, alla Finlandia. Quindi c'è una situazione molto critica e c'è molta rabbia. L'agenda è piuttosto fitta, perché oggi c'è questo incontro sindacati in regione, domani pomeriggio sono attesi i vertici di Wärtsilä e i rappresentanti di Confindustria Alto Adriatico proprio nella sede della regione per fare il punto della situazione, e poi giovedì invece ci sarà proprio una manifestazione in Piazza dell'Unità d'Italia. Il presidente della regione Massimiliano Fedriga, che abbiamo intercettato poco fa, si è detto chiaramente preoccupato e molto arrabbiato anche la settimana scorsa a seguito della comunicazione del gruppo Wärtsilä di questa dismissione dell'area produttiva, di una parte dell'area produttiva
di Trieste, ha sottolineato anche come sicuramente la crisi politica e del governo che è in corso a Roma non sta aiutando le interlocuzioni. Ricordiamo che il ministro Giorgetti si è già attivato proprio giovedì, quando è arrivata la comunicazione, con la volontà di convocare quanto prima un tavolo con i vertici dell'azienda. Chiaramente tutto è rimasto quasi congelato, appunto perché giovedì il Movimento 5 Stelle, con un atteggiamento irresponsabile, ha detto il presidente Federica, ha deciso di non votare la fiducia al premier Mario Draghi uscendo dall'aula. Questa è la situazione. Chiaramente tutti gli aggiornamenti nel corso delle prossime edizioni del notiziario. Se non ci sono domande da studio, da Piazza Unità direi che è tutto e ti restituisco la linea. Grazie Andrea, e parliamo di turismo. Il Friuli Venezia Giulia è meta molto apprezzata da parte dei turisti. Oggi l'assessore Sergio Emidio Brini e Promoturismo, alla presenza del presidente Massimiliano Fedriga, ha tracciato il bilancio di un sondaggio svolto da Demoscopica per valutare quanto i turisti apprezzino il territorio. Assessore Friuli Venezia Giulia, tra le regioni più gettonate del 2022. Beh, assolutamente sì, lo studio che abbiamo commissionato ci ha dato questi risultati insperabili fino a qualche anno fa. Ebbene, il Friuli Venezia Giulia è una delle regioni, al pari di regioni blasonate, Emilia Romagna, Toscana, dove i turisti vanno volentieri a fare vacanza. Questo grazie a un mix di fattori, quindi l'offerta che noi abbiamo in un'area relativamente piccola. Noi siamo in grado di offrire montagne, colline, lagune, mare, città d'arte, della percezione della sicurezza nella nostra regione, soprattutto nel periodo post-pandemico, la convenienza da un punto di vista economico, il rapporto dei costi è positivo e quindi insomma presenze che stanno crescendo in maniera significativa. Vi do questo dato: già sul 2019 rispetto al dato del 2019, record di presenza in Friuli Venezia Giulia, nel 22, maggio-giugno 22 siamo sopra del 4,5%, quindi stiamo correndo. Da altre parti d'Italia, dall'estero, qual è la tipologia del turista che apprezza particolarmente la nostra regione? Più 10% da parte italiana, quindi la parte italiana sta rispondendo benissimo, il che significa che la campagna promozionale che noi abbiamo fatto in questi mesi ha funzionato e la mobilità internazionale è ancora un po' limitata col Covid, poi con i problemi che ci sono negli spostamenti, insomma i giornali oggi, i telegiornali hanno aperto quel caos degli aeroporti, l'Italia sta rispondendo benissimo. Siamo in estate, però per l'inverno ci sono prospettive positive? Ma per l'inverno noi abbiamo appena licenziato una legge importante per il Friuli Venezia Giulia che va un po' a riorganizzare tutta la parte di offerta montana, con poli, con distretti, insomma con ambiti importanti. Stiamo parlando con gli operatori del settore, i quali sono ottimisti, siamo ancora prestino perché siamo a giugno, però insomma già il precedente inverno abbiamo avuto numeri importanti. Se tanto ci dà tanto, qualcuno ce lo consentirà, siamo convinti che anche il 2022-23 sarà una stagione ottima. Voltiamo pagina per il compleanno speciale di nonna Teresina, che oggi ha festeggiato i suoi 108 anni nella residenza per anziani di Campeglio, dove parenti e amministratori l'hanno ricoperta d'affetto. La donna, una delle più longeve della regione, ha attraversato oltre un secolo di storia del Friuli. Vediamo. Tanti auguri a te, tanti auguri Teresina, tanti auguri a te. Grande! Ha superato indenne la pandemia con tutte le sue varianti e oggi, dopo 2 anni di limitazioni, ha potuto finalmente festeggiare con gli amici e parenti il suo 108° compleanno. Il genetiliaco speciale è quello di Teresa Cois, una delle donne più longeve di tutto il Friuli Venezia Giulia. Teresa è nata il 18 luglio del 1914 a Porzus, poche settimane dopo l'attentato di Sarajevo, che con l'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando e della moglie diede il via all'escalation militare che portò alla Grande Guerra. Pagine che sembrano lontanissime, ma che Teresa ha vissuto in prima persona, superando anche il secondo conflitto mondiale, il fascismo, la povertà e gli anni in cui il Friuli era la regione meno sviluppata e più agricola di tutto il settentrione. Teresa ha festeggiato il compleanno all'interno della residenza polifunzionale di Campeglio, in compagnia del figlio, della nipote e della bisnonna
ex nipotina, con loro anche gli amministratori di Faedis, Attimis e il personale completo della cooperativa Universis, che ha in gestione le due strutture del territorio. Una vita di sacrifici, quella di Teresa, tipica delle donne friulane di una volta. A confermarcelo è lei stessa. Qual è il ricordo più bello della sua vita? Lavorare. È contenta della sua vita? Sì. Una vita di lavoro, perché da quando mi ricordo io ho sempre lavorato, lavoravo in un paesino di montagna, facendo l'agricoltore sia lei che mio papà, quindi c'era poco da salacare, era lavorare ma giusto per riuscire a sopravvivere, perché vivevano dei prodotti che producevano loro, insomma avevano due mucche, tre, però la terza bisognava venderla per riuscire a comprare la pasta, per riuscire a comprare l'olio, per riuscire a comprare quello che non si riusciva a produrre da soli, no? Come dicevo, soldi ne hanno avuti pochi, hanno vissuto con quello che producevano loro e tanto lavoro. Un'emozione questa festa? Sì, molto, un'emozione molto bella e gradita, perché io che frequento spesso questa comunità, fare la festa a Teresa è una cosa bella. Soprattutto devo ringraziare tutte le operatrici che accudiscono i nostri anziani in modo superbo e permettono loro di raggiungere queste belle età, perché immagino che non sia un lavoro tanto facile, ma queste operatrici sono veramente in gamba, grazie anche all'Universis che sovrintende a questi gruppi di persone che operano. Il nostro ambiente è quello che lei vede, è confacente anche alla salute, al vivere sano, in mezzo al verde, in una realtà che offre abbastanza comodità. Ce ne vorrebbero di più, ma faremo il possibile nel tempo. La lista per entrare è lunga, immagino. Sì. Qui però bisogna essere parzialmente autosufficienti, non possono entrare le persone con difficoltà di deambulazione perché non è attrezzata per accogliere quelle persone lì, ma le persone sole o le persone che in questo caso sono abbastanza autonome qui trovano una bella collocazione favorevole allo stato di salute e favorevole anche all'habitat, perché come lei vede qui in giro è tutto verde, tranquillo. E oggi come oggi direi anche abbastanza ventilato, che non fa male. È stata una bellissima festa anche perché la circostanza richiede una festa, 108 anni non sono semplici da raggiungere. Anche se in realtà Attimis ha già dato il suo contributo, poco tempo fa è venuto a mancare un maschio di 104 anni, quindi siamo in una comunità, i comuni, questi due comuni, Attimis e Faedis, danno in questo senso il contributo al mantenimento della longevità. Sindaco, sono 35 più o meno i residenti delle due strutture presenti tra Attimis e Campeggio. Non sono un po' pochi, bisogna fare qualcosa, anche perché proprio nel Friuli Venezia Giulia c'è una grande richiesta. Sono effettivamente pochi, anche perché c'è la necessità, questi ambienti sarebbero credo ideali per ospitare anziani a misura anche d'uomo, a misura di famiglia, e quindi dovrebbero gli organi competenti, le autorità competenti dovrebbero cercare di rilasciare ed anzi finanziare gli ampliamenti di questo genere di strutture. Siamo soddisfatti della gestione anche della ditta che attualmente ha in carico le due strutture, questa di Faedis e quella di Attimis. Il personale e tutti gli addetti hanno contribuito anche al fatto di riuscire a raggiungere da parte della Teresa la sua età, ha trovato il suo ambiente ideale. Questa puntata di A Voi la Linea termina qui, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon pomeriggio.